Ciao, io sono Lucia Paladin E io Lucrezia Degano. e questo è il libro che abbiamo deciso di farvi conoscere. Questo libro si intitola Il cacciatore dei sogni e me l'ha consigliato la mia amica Alice. Iniziò tutto lassù, su un aereo, il 4 luglio del 1984, quando ragazzino ebbe l'opportunità di conoscere il suo più grande idolo, Maradona, che a quei tempi era un fuoriclasse del calcio. Suo fratello, invece, dovette sedersi vicino a un uomo anziano, con una lunga barba bianca. Ma sembrava molto Babbo Natale. Ma chi era realmente? Albert Bruce Sabin ebbe la sfortuna di nascere in Polonia. Durante la prima guerra mondiale, cieco da un occhio e soprattutto ebreo. Per questo motivo, quando era solo un ragazzino, subì discriminazioni, talvolta gravi, e allora la sua famiglia decise di scappare in America. Durante il viaggio, svolto principalmente in nave, egli conobbe un signore anziano che gli mostrò un libro, Il cacciatore di microbi. Albert Sabin si appassionò alla scienza, intraprese diversi studi, andò pure all'università. In questo periodo scoppiò la poliomielite. Ad ammalarsi di polio fu anche il presidente degli Stati Uniti, Franklin Roosevelt. A trovare una cura fu proprio Albert Sabin, così la sua zolletta di zucchero con la goccia di vaccino divenne famosa in tutto il mondo. Un gesto che fece e che quando lessi il libro mi emozionò e mi suscitò compassione è che egli non brevettò la cura, ma la mise gratuitamente a disposizione di tutta l'umanità. Quando morì il 3 marzo 1993, a 86 anni, non gli fu conferito nessun premio Nobel né alcun riconoscimento. Condusse una vita semplice ed umile, morendo quindi con una pensione da ricercatore e non come un ricco miliardario che sarebbe potuto diventare. Egli commosse tutti noi, lasciandoci con questa frase: il nazismo ha sterminato la mia famiglia. La mia vendetta sarà salvare i bambini del mondo.